In queste settimane è stato un tutti contro tutti nella corsa al vaccino. Commessi imbufaliti dopo l'apertura della campagna agli avvocati, sindacati del commercio in guerra, scuole private contro scuole pubbliche, insegnanti contro professori universitari, un putiferio per accaparrarsi per primi la dose. Adesso cambia tutto, o almeno sorgono i primi dubbi. L'AIFA ha deciso di sospendere il lotto di AstraZeneca finito al centro delle indagini per omicidio colposo. Del vaccino AstraZeneca sospeso in provincia di Agrigento sono state somministrate 1.257 dosi, altre 225 dosi sono state momentaneamente ritirate. È un provvedimento che abbiamo adottato immediatamente, io stesso ho sentito nelle scorse ore il Ministro Speranza. Del lotto che riguarda questa distribuzione in Sicilia, come in altre regioni italiane, erano arrivate numerose dosi, segnatamente in Sicilia oltre 20.000, 18.000 delle quali già somministrate. L'attenzione è massima, il governo nazionale ha chiesto ad AIFA e ad EMA di intervenire con rapidità, però noi dobbiamo proseguire in maniera responsabile perché tutti i cittadini siciliani, al pari dei cittadini italiani, hanno visto nella vaccinazione una speranza per poter ritornare alla normalità. E allora serve il massimo della chiarezza. Il mio appello, che so essere anche l'appello del Ministro della Salute, è quello lì di dare il più possibile chiarezza e di essere a disposizione, come siamo stati fin da subito, di tutte le autorità giudiziarie inquirenti per poter favorire il più possibile l'accertamento rapido di una verità che serve anche a dare certezza e sicurezza ai cittadini.